Cari telespettatori, ben ritrovati. Parliamo di l'importanza di vaccinarsi, di vaccini in senso lato e generale. Lo facciamo come sempre in collaborazione dell'FNP CISL del Veneto e questa volta abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Maria Trentin, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Che è dell'FNP del Veneto, gruppo di lavoro per i temi sociosanitari e l'invecchiamento attivo, ed è rappresentante del sindacato dei pensionati nella consulta regionale per l'invecchiamento attivo. L'invecchiamento attivo che è una cosa molto importante perché si stanno raggiungendo dei livelli di età molto significativi, ma è importante arrivarci nel miglior modo possibile, sia con la testa che anche con il proprio fisico. Tra le varie strategie che poi di cui più volte abbiamo parlato, e anche se è fatto portavoce in modo importante l'FNP CISL del Veneto, è quello di svolgere attività fisica, una vita sana, no fumo, no troppo alcol, insomma tante una dieta equilibrata e quant'altro. Tra gli altri aspetti da sottolineare c'è quello dei vaccini. Vaccinarsi per le persone più fragili, anziane, più esposte a comorbidità diventa veramente importante. Si è svolto anche un recentissimo convegno che ha approfondito questi temi con degli esperti estremamente qualificati e adesso noi cercheremo di capire meglio di che vaccini si parla, quali sono, supportati da Maria Trentin, che è proprio esperta di questa consulta, di questo gruppo di lavoro. Vaccini in senso lato, spiegazioni molto esaustive da parte dei medici, vero? Sì, molto, e anche con linguaggio molto semplice, quindi questo vuol dire chiarezza per persone che non sono dentro la medicina come loro. Il convegno è stato molto interessante e oltre che esplicativo, e quindi speriamo che lasci buon segno, perché è importante vaccinarsi non solo per il Covid, come vedremo, ma anche per altre patologie. Vaccinarsi vuol dire non evitare completamente le malattie, ma sicuramente ridurne la portata. Esatto, ridurre la portata. Allora vediamo questo primo contributo introduttivo in certo qual modo, che è da parte del dottor Michele Conversano, igienista, presidente del comitato scientifico IP Aging. Vediamolo insieme. I vaccini sono la più grande scoperta della prevenzione e dopo l'acqua potabile hanno ridotto la mortalità nel mondo proprio le vaccinazioni. Sono importanti a tutte le età, infatti chiamiamo calendario della vita, e sono particolarmente più importanti nelle due fasce di età in cui abbiamo i soggetti più fragili. La primissima infanzia, che vacciniamo bene da tanto tempo, e l'età degli anziani. Perché? Perché tra gli anziani abbiamo già il fenomeno dell'immunosenescenza, cioè un normale fisiologico decadimento delle capacità del nostro sistema immunitario, e in più nell'anziano abbiamo la presenza di malattie croniche degenerative come diabete, cardiopatie, broncopatie e malattie autoimmunitarie che in quel modo fanno aumentare il rischio di complicanze e anche di decessi che sono particolarmente tipici di questa età. Ecco, si sentiva non benissimo, ma perché era proprio un'intervista tratta in occasione di questo convegno che si è svolto. Dove è stato? Si è tenuto a Mestre. Abbiamo invitato i nostri referenti più a livello territoriale, in modo che poi abbiano anche elementi per parlare con le persone, quindi nelle nostre sedi, e invitarli alle vaccinazioni che sono indicate prevalentemente per gli anziani, ma alcune indicazioni sono anche venute per le giovani generazioni. Infatti lo diceva il dottore, i giovani generazioni e gli anziani. Il dottore ha parlato di immunosenescenza e di malattie croniche che riguardano gli anziani. Certo, allora i medici ieri spiegavano che le complicanze che derivano da prendersi il Covid, da prendersi l'influenza, da prendersi una polmonite, non è tanto la malattia quanto le complicanze che derivano dalla malattia. E ovviamente se tu hai già una persona che ha più patologie, magari anche abbastanza pesanti, è chiaro che il rischio si moltiplica, e quindi l'importanza del vaccino è proprio questa, tenere basso il livello di gravità delle malattie che possono nascere anche da una semplice influenza. Però la campagna vaccinale, quella grossa sostanzialmente per la quarta dose del Covid, non ha attecchito molto, soprattutto nel target di riferimento che era quello importante degli anziani.
Beh, è chiaro che veniamo da 2 anni dove siamo stati subissati da parole, da inviti, da confusione anche, da confusione, e quindi è chiaro che magari c'è anche un po' di stanchezza su questo. Io credo che invece dobbiamo essere coscienti che uno degli strumenti che abbiamo per evitare patologie gravi sono proprio le vaccinazioni, e quindi lo dovremmo vedere come strumento importante tanto quanto le pillole che prendiamo ogni giorno. Quindi se siamo invitati a fare vaccini, io credo che ormai siano talmente sicuri, provati, che vale la pena proprio di andarci, di chiedere anche al nostro medico di famiglia quali sono le indicazioni più precise, quindi anche da un punto di vista personale. Perché aiutano eventualmente a contrarre la malattia in modo minore, quindi certo, a in maniera meno grave. Esatto, a risvegliare le difese grave. immunitarie, quindi certo. C'è questa fascia delle persone anziane. Perché lei che si occupa di invecchiamento attivo, un punto importantissimo è proprio quello, cioè l'Italia è un paese dove c'è un numero elevatissimo di persone anziane, però tra gli 82 e 84 anni le donne, 81 gli uomini, ma è al 7° posto per la classifica dell'invecchiamento in salute. E infatti l'80% del Fondo Sanitario Nazionale viene speso per curare le malattie cronico-degenerative di cui parlava appunto il dottore. Infatti vediamo qui questa slide che è esaustiva e sull'importanza di quello che si diceva, no? Se vuole spiegarla. Sì, allora noi abbiamo una spesa sanitaria che non è la spesa sanitaria più alta in Europa, ma comunque una buona spesa sanitaria. Però analizzando la spesa sanitaria noi vediamo che molto è speso per le malattie croniche degli anziani. Allora, i risparmi in sanità si fanno soprattutto se le persone non si ammalano, e se si ammalano meno gravemente. Allora, se noi vediamo la popolazione in Italia, ma come anche nel Veneto, è vero che abbiamo raggiunto un'età alta perché siamo un paese longevo, però se noi andiamo a vedere soprattutto le donne, sono quelle che vivono più a lungo ma con più malattie, e quindi hanno bisogno di medicinali, hanno bisogno di analisi, di esami, e questo comporta ovviamente una difficoltà per la persona, ma comporta anche per il sistema sanitario una spesa che potrebbe essere spesa anche diversamente. E quindi il tentativo di vivere più a lungo e di vivere meglio, io sottolineo questa parola, quindi con meno problemi sanitari, passa anche attraverso le vaccinazioni. Assolutamente, questo è importante. Vaccinazioni che diciamo generiche, perché non soltanto questo del Covid, ma anche quello per esempio l'antinfluenzale, che è stata somministrata tante volte insieme a quella del Covid, quindi molte persone hanno detto no, faccio solo col Covid e non faccio l'antinfluenzale. Sì, c'è stato un calo molto forte anche in Veneto per quanto riguarda la vaccinazione antinfluenzale l'anno scorso. Adesso le USL si stanno predisponendo a fare tutti e 2 i vaccini insieme, quindi influenzale e anche la 4ª dose per il Covid. Quindi è importante che le persone si fidino, parlino con i loro medici, perché sono loro che poi determinano il sì o il no per una persona, ma comunque non avere paura del vaccino. I vaccini sono aperti, penso, a prescindere dalla vaccinarsi per la 4ª dose, è aperto a tutti senza passare dal medico. Sì, è aperta, però se uno ha dei dubbi parla col suo medico di medicina generale, che è il primo punto di riferimento che ha. Certo, allora vediamo un attimo dopo andiamo ad analizzare questi che sono i vaccini da fare nello schema. Sì. Io vorrei anche ripartire dalla prima slide che era interessante, però prima a questo proposito anche abbiamo parlato di antinfluenzale, vediamo un'altra intervista sempre fatta in occasione del convegno.
Allora, innanzitutto abbiamo una data che è il 24 ottobre, che è la data di partenza della vaccinazione in tutto il Veneto. Una settimana prima, quindi in questi giorni, si darà spazio ai pazienti fragili e fragilissimi, soprattutto le case di riposo, gli ospedali di comunità, quindi quelle residenze socio-assistenziali dove per definizione ci sono persone molto molto fragili e delicate. Quindi credo che abbiamo un range di vaccini anche molto importanti, come vaccinazione antinfluenzale, abbiamo anche dei vaccini mirati alle popolazioni fragili e fragilissime, soprattutto abbiamo 80.000 dosi circa dedicate proprio a questi pazienti. Una parte di queste dosi verranno affidate ai medici di famiglia che vaccineranno a domicilio i pazienti che ne hanno più bisogno. Credo quindi che ci sia un buon percorso iniziato, abbiamo un sistema informatico abbastanza ben oliato, abbiamo la possibilità di chiamare direttamente i pazienti per convocarli in studio. C'è ancora un problema che io vorrei tanto sottolineare a tutta la popolazione, che è esattamente questo. Ecco, io vi chiedo veramente in questa fase delicatissima in cui non sappiamo ancora come andrà a finire l'incidenza vaccinale antinfluenzale con la Covid, non lo sappiamo, ecco, abbiamo il dovere di proteggere noi stessi e gli altri con le mascherine. Ecco, l'uso della mascherina, questo è importantissimo per le persone anziane in modo particolare, quindi in luoghi particolarmente affollati e chiusi, anche per proteggersi dall'influenza. A questo punto diventa importante. Ringraziamo di questo il dottor Maurizio Scassola, medico di base, segretario generale della FIMG del Veneto, e anche questa è l'intervista fatta appunto in occasione del convegno. Ritorniamo alle slide. Sì, se mi permette, volevo dare un dato. Sì. Per ogni euro speso in vaccini se ne generano 14 di risparmio. Allora, se questo è vero, abbiamo anche la dimensione di quanto possiamo aiutare il sistema sanitario complessivamente a darci risposte adeguate. E quindi è importante pensare che la prevenzione attraverso le vaccinazioni o quant'altro ci viene proposto, quindi tutti gli screening che la Regione fa normalmente, sono misure preventive che aiutano la sanità ad essere una sanità di qualità. Io credo che questo dovrebbe essere un concetto che noi abbiamo chiaro, perché altrimenti non è che sempre si aggiungono soldi nel sistema sanitario a quei finanziamenti. Chiaro. Allora, immunizzazione, passo fondamentale, però il tutto in una catena di comportamenti che devono essere anche adottati, no? E che quando si parla di happy aging, cioè invecchiamento felice, quindi alimentazione corretta, fare movimento, screening frequenti, corretto utilizzo dei farmaci, altra cosa importante, e immunizzazione, quindi vaccini. Questo vuol dire invecchiamento attivo? Sì, allora invecchiare bene vuol dire tante cose, vuol dire stare in un ambiente sano, ma vuol dire anche essere coscienti che le prime persone che devono guardare alla salute siamo proprio noi stessi, quindi le esagerazioni non servono, serve prudenza se si hanno dei sintomi importanti. Il nostro medico di base deve diventare veramente il nostro punto di riferimento, e alimentazione sana, movimento sono cose, e le vaccinazioni sono cose che ci aiutano a stare bene, però è comunque parte sempre da una nostra scelta. Sono io che decido quanto e cosa mangiare, sono io che decido se e quanto camminare, se vaccinarmi o non vaccinarmi. Quindi noi siamo i primi medici di noi stessi ed è importante avere questa coscienza. Poi chiediamo alle istituzioni che ci diano tutti gli aiuti possibili per stare bene, quindi questa sanità, l'assistenza e tutte queste cose. Allora, e questo è un aspetto molto molto importante, ognuno è artefice del proprio destino e il destino si costruisce passo dopo passo, giorno dopo giorno, da giovani per poi arrivare ad essere anziani, attivi e più a lungo possibile, quindi essere anche autonomi.
Anche perché economicamente essere anziani non autonomi è molto costoso, e ne abbiamo parlato più volte, continueremo a parlarne. I 5 vaccini per gli anziani, abbiamo visto prima, c'è stata presentata uno schema, torniamo appunto su questo schema, perché non è uno, non sono due, in realtà sarebbero 5. Sì, questi sono, diciamo, i più importanti, poi ci sono cose molto più mirate ad alcune patologie, però è importante sapere che va fatto il vaccino per l'influenza, che va fatta la quarta dose del Covid, che c'è un vaccino che ci preserva dalla polmonite e dalle sue complicanze, quindi chi ha problemi respiratori dovrebbe essere attento a questo. Abbiamo, lo vediamo anche in TV, il vaccino per l'herpes zoster, che noi normalmente chiamiamo sfogo di Sant'Antonio, che è molto doloroso e anche molto complicato da guarire, e poi ci sono i richiami e i vaccini per la difterite, il tetano e la pertosse. Allora, che valgono anche per gli anziani. Sì, uno dei concetti che veniva espresso ieri al convegno è proprio questo, il concetto che i vaccini non tutelano solo noi stessi, ma tutelano anche chi ci sta intorno, e quindi i nostri familiari piuttosto che la rete amicale o le persone che normalmente avviciniamo nella società, insomma. Sì, comunque soprattutto noi stessi, parliamo così, perché poi noi ci ammaliamo, ma sempre in modo meno grave, potremo però trasmettere la malattia. Certo. Sempre stare, per quella è la ragione della mascherina, perché altrimenti uno dice sono invincibile, assolutamente no, ti potresti ammalare e in linea di massima la prendi, il tuo sistema immunitario reagisce meglio. Allora, vediamo dei 5 vaccini, la prima è l'influenza che avete analizzato, vediamo appunto la slide, che è una malattia che colpisce di più i bambini, quindi qui parliamo di bambini che sono a contatto molte volte con i nonni, però negli adulti è causa di ricoveri e anche decessi. E qui vediamo la slide, se della regia ce la mette in onda, e da 3 a 5, eccoli qui, da 3 a 5 milioni di casi gravi, 650.000 morti nel mondo, però questo benedetto vaccino andrebbe fatto ogni anno, perché il virus dell'influenza muta ogni anno. Invece cosa è successo in questi 2 anni, signora? Beh, sicuramente c'è stato un calo, probabilmente ci sono state anche meno malattie, perché avendo la mascherina ci ha protetto non solo dal Covid ma anche dall'influenza l'anno scorso. Però adesso non abbiamo più le mascherine come lei diceva prima, e quindi può essere che ci sia una recrudescenza della malattia, insomma, e quindi è bene che noi ci rechiamo, come ha detto il dottore prima, dal 24 ottobre saranno a disposizione i vaccini, e quindi è bene che noi prenotiamo presso il nostro medico per farlo. Però l'uso della mascherina dovrebbe essere una cosa di buon senso, ecco, Attenzione, anche se poi però abbiamo visto anche col Covid, te la prendi tra le pareti domestiche, cioè dai parenti, persone che a casa uno abbassa le difese, da amici, conoscenti. Però comunque una protezione, no? Sì, quindi per esempio se io vado in treno o salgo in autobus, preferisco metterla piuttosto che no, insomma. Assolutamente sì. Parliamo della quarta dose del Covid, che quindi è stata una campagna un po' più meno insistente, meno battente, meno persone vaccinate, però diventa per gli anziani importante. Copertura della popolazione in Veneto è solo del 6%, se guardiamo gli over 65 non si arriva neanche al 25%. E in realtà ogni 4-6 mesi i medici dicono che bisogna risvegliare il sistema immunitario, no? Sì, perché veniva spiegato sempre ieri al convegno che non sempre si è capaci di individuare come muta il virus, e quindi avere richiami frequenti in questa fase in cui non riusciamo ad essere certi è importante più che in una situazione di certezza. Quindi è bene essere attenti, normalmente servono circa 120 giorni dall'ultima dose, però quando ci sollecitano su questo è bene essere
attenti e prenotarsi. E puntuali, assolutamente sì. Quarta dose abbiamo visto, pneumococco, un batterio, questo è un altro vaccino che è consigliato, che però è un batterio abbastanza insinuante, cioè pericoloso, perché causa otiti, che sono fastidiosissime, per l'anziano in modo particolare, perché se queste degenerano diventare anche sordi vuol dire esclusione sociale, varie conseguenze, polmoniti, meningiti, osteomieliti, sono tutte patologie estremamente gravi, con 30% di mortalità nei casi di polmonite e 40% in caso di meningite. Il vaccino copre 13 ceppi, ha una sola dose per la vita, copre quello che copre 23 ceppi, 2 dosi, quindi fatta la dose si dovrebbe essere già abbastanza a posto. Certo. Giusto? E probabilmente noi abbiamo sicuramente un buon afflusso per i vaccini per l'influenza, però probabilmente c'è bisogno che anche le istituzioni sollecitino molto la conoscenza per questo vaccino, in maniera che poi le persone, soprattutto le più fragili, dicevamo quelle che hanno problemi respiratori frequenti, chi ha una certa età, chi ha pluripatologie, a farsi anche questo vaccino, che è anche vantaggioso da un punto di vista diciamo del tempo, perché una dose basta e poi siamo anche tutelati. Assolutamente, quindi questo va preso seriamente in considerazione. Certo. L'altra questione invece che aveva già accennato lei all'inizio, ed è un'altra patologia di cui adesso c'è in corso, se non sbaglio, una campagna di sensibilizzazione, sì, una campagna nazionale. Herpes zoster, il fuoco di Sant'Antonio, insomma, sostanzialmente, che è particolarmente invalidante e molto molto doloroso e fastidioso. Allora, è lo stesso virus della varicella che però nel 10% dei casi ritorna nel corso della vita come herpes zoster, sintomi simili e dolorosi, febbre alta, eruzioni cutanee ma anche altro, un dolore, quasi una puntura acuta, un dolore pungente acuto e invalidante, disturba anche il sonno, e dal 2021 il vaccino è gratuito per le fasce che sono a rischio, per over 65 mi sembra anche, adesso aver capito. Sì. Prego, a lei. Beh, anche questa no, è una malattia che conosciamo, l'abbiamo sempre sentita nominare. Probabilmente era meno conosciuto il fatto che ci fosse un vaccino per questo, e siamo tutti portatori di questo virus, perché abbiamo fatto magari la varicella da bambini, però avendo il vaccino anche qui eviti sofferenze che sono anche fisiche e quindi anche molto dolorose, ma è anche una malattia difficile da curare, va con tempi lunghi, quindi è bene anche su questo essere solleciti. Che i medici dicevano che è indicato anche per chi ha già avuto l'herpes zoster, perché ne attenua sì, poi lo fanno, sì. Quindi anche questo è importante. E poi c'è il DTP, che sarebbe difterite, tetano e pertosse, vediamo l'ultima slide. Difterite, infezione del cavo orale, il tetano provoca una malattia neurologica grave, la pertosse provoca tossi, infezioni e polmoniti. Le polmoniti sappiamo, abbiamo visto la percentuale che purtroppo può portare alla morte. Ogni 10 anni il tetano richiede il richiamo, vaccino abbinato a quello per la difterite, disponibile anche il trivalente DTP. A lei. Allora, noi forse sottovalutiamo alcune tipologie di malattie, no? Come queste. Il tetano, per esempio, uno va a farsi l'antitetanica se si è fatto male normalmente. Ci costa poco invece fare l'antitetanica completa e poi fare i richiami nei tempi dovuti. Allora noi anche come sindacato vedremo com'è possibile magari lavorare anche con le ASL perché venga diffusa una conoscenza maggiore sia in termini delle scadenze che delle gratuità dei vaccini, che dell'interesse che le persone devono avere nei confronti dei vaccini stessi, in maniera di agevolare le persone, la popolazione ad affrontare questo problema con serenità e attivarsi
per prevenire malattie che potrebbero a volte essere molto, molto pesanti, quindi c'è un nostro impegno su questo. Cioè, sono malattie ancora diffuse, per esempio qua vedevo, che non lo sapevo, ma la difterite è un'origine batterica, è un'infezione del cavo orale, con il 10% dei decessi per ostruzione delle vie aeree, per esempio. Sì, non è una cosa di poco dicevo, conto. sono malattie pesanti. Il tetano, l'origine batterica, provoca una malattia neurologica grave caratterizzata da spasmi e contrazioni muscolari. La pertosse è un'origine batterica, provoca tosse, infezioni e polmoniti. Quindi non sono noi siamo abituati a pensare alle pertosse con i bambini. Sì. Però siccome è una malattia batterica, non solo i bambini la prendono, quindi è chiaro che in famiglia, come si diceva prima per altre cose, in famiglia, all'asilo, il contagio può esserci, e quindi avendo i vaccini a disposizione è salutare, diciamo così, affrontare il tema e non trascurarlo. Comunque, giustamente, dicevo, voi siete stati, avete l'opportunità di andare a questo convegno, avere più relatori, sempre medici di medicina generale, specialisti, che vi hanno fatto un quadro completo, no? Allora, noi stiamo vedendo dentro quel ragionamento che facevamo generale sull'invecchiamento attivo, di trovare delle modalità di confronto con degli esperti, quindi medici, che siano lì con noi anche a rispondere alle domande che i cittadini hanno. Sì. E stiamo vedendo, se possibile, con questa trasmissione, ma vedremo anche se magari qualche tecnologia ci aiuta, trovare anche qualche modalità per avvicinare di più le persone, perché io credo che se le persone conoscono correttamente le cose e hanno possibilità di dare risposta ai loro dubbi, io credo che la cosa diventi più facile per tutti, anche per chi ha responsabilità di richiamarci alle vaccinazioni. Quindi io immagino la fatica che fanno anche le USL, per esempio sulla quarta dose del vaccino Covid. No, è facile andare in casa di riposo, è meno facile avvicinare me che ho più di 65 anni e sono a casa. Certo, ecco, quindi infatti la conoscenza e la diffusione di conoscenze semplici ma efficaci, io credo sia la strada migliore. Quindi, se avete dei dubbi, delle perplessità, non siete convinti, come diceva appunto Maria Trentini, rivolgetevi al vostro medico di medicina generale, che dovrebbe avere tutte le informazioni in base anche a quello che è diciamo, la situazione di patologia o meno, di salute o meno della persona. Quando un anziano può avere diverse problematiche, quindi è bene essere sempre seguiti dal medico. Comunque, in linea generale, queste sono le 5 vaccinazioni che vengono proposte, perché sono patologie particolarmente frequenti. Attenzione quindi all'influenza, il Covid che non è andato via, quindi particolari cautele. Le diceva, la mascherina a questo punto diventa fondamentale, che riunisce insieme un po' tutte le problematiche, perché abbiamo visto che nel periodo del Covid tutti la mascherina e non ci si prendeva più neanche il raffreddore, quindi questo anche può essere un aiuto, un supporto. Detto questo, l'FNP continua la sua campagna di sensibilizzazione per invecchiare bene, meglio, in modo attivo. Certo, e vedremo adesso come anche affrontare qualche altro tema che lei citava, per esempio l'alimentazione piuttosto che il movimento, e quindi andremo avanti perché riteniamo importante fare queste campagne di informazione che aiutino le persone a star bene coscientemente, esatto, coscientemente, per il ragionamento che facevamo prima. Ecco, grazie alla nostra ospite Maria Trentini, FNP del Veneto, di gruppo di lavoro, ricordiamolo, dell'FNP per i temi sociosanitari e l'invecchiamento attivo, e rappresentanza dei sindacati dei pensionati per la consulta regionale dell'invecchiamento attivo, che c'è una consulta in regione che si occupa proprio di questo. Sì. L'invecchiamento attivo incomincia già da giovani, ricordiamolo. Da quando si nasce. Da quando si nasce, e per cui non necessariamente uno deve arrivare a pensare alla propria salute quando va in pensione, ma dovrebbe farlo un pochettino prima. Però, insomma, meglio tardi che mai a questo punto. E detto questo, rivolgetevi per tutte le altre questioni, per le informazioni, per i ragguagli, per avere maggiori tranquillità alle sedi dell'FNP CISL presenti su tutto il territorio. Noi ringraziamo, grazie signore di essere stati qui con noi. Niente, e a voi naturalmente buon proseguimento alla prossima puntata. Grazie. Grazie.